È stata una pugnalata alla gola sferrata con un coltello da cucina la probabile causa della morte di Luciano Dall'Ava, pensionato 72enne, residente a Colle Umberto, ucciso nella notte di ieri in piazza Fiume a San Giacomo di Veglia, nei pressi dell'ex scuola Sauro. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla telefonata di una donna, testimone oculare dell'omicidio e probabile motivo della lite tra i due. La donna, fortunatamente, è riuscita a scappare evitando il peggio. Tempestivo l'arrivo dei militari che, una volta giunti sul posto, hanno solamente potuto constatare il decesso dell'uomo dovuto alle molteplici coltellate subite. Immediate le indagini da parte del Norma di Vittorio Veneto e del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso, che hanno portato al fermo di G, 44enne originario di Conegliano, nascosto poco lontano dal luogo dell'omicidio nei pressi della chiesa dove l'uomo aveva lasciato la sua vettura. All'interno della macchina, un appunto vecchio modello, i carabinieri hanno successivamente trovato il coltello da cucina utilizzato per l'omicidio. Luciano Dall'Ava, conosciuto da pochi intimi a causa della sua vita ritirata, era vedovo da 2 anni. Proprio l'ex moglie lo aveva denunciato nel gennaio del 2008 per numerose violenze fisiche e psicologiche che gli sono costate una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Nessun curioso in strada, ma solamente le sirene dei carabinieri che andavano e venivano dal luogo del delitto, squarciando il silenzio di una piazza illuminata dagli addobbi natalizi.